Ritrovare la leadership perduta, l'imperativo è unico, ossia dimostrare che la sconfitta di Praia a Mare sia stato solo un incidente di percorso. Il Sambiase ritrova l'affetto del Gianni Renda nella sfida infrasettimanale contro l'Isola Capo Rizzuto. Mister Morelli dal primo cambia 4 undicesimi tra i pali Giuliani, linea 4 difensiva da destra verso sinistra con Morelli, Frasson, Strumpo e Schirripa, centrocampo a 2 con Solomon e Monteiro, batteria di trequartisti composta da Scrugli, Crucitti e Umbaga, alle spalle di Abayan termina l'offensivo. Arbitra Alessandro Russo di Cosenza, coadiuvato dagli assistenti Antonio Francesco Borrelli e Antonio D'Agostino. Passiamo a raccontarvi del film di questa sfida grazie alle immagini che ci giungono da Giuseppe Donato. Ed è subito l'arcobaleno di Capitan Crucitti ad illuminare l'uggioso pomeriggio del Gianni Renda, gran rete dopo 6 di gioco del numero 10 giallorosso che porta in vantaggio i Lametini dopo 20 minuti di totale controllo del match. Il Sambiase trova il raddoppio, calcio d'angolo di Crucitti, gran stacco di testa di Umbaca che trova così il secondo gol consecutivo in campionato. Strada in discesa per il Sambiase, al 38esimo si fa vedere l'Isola Capo Rizzuto con la sfera messa in corner dalla difesa locale. Minuto 43 dalla destra Scrugli pennella per Crucitti che colpisce involontariamente il compagno di squadra Abayan. Va così in archivio la prima frazione di gioco sul parziale di 2-0 in favore del Sambiase. Quando passiamo con le nostre immagini al film della ripresa, minuto 50, la sfera arriva al limite per Manu Solomon che colpisce bene, ma la sfera termina sul fondo, inizia girandola di cambi con Cataldi che rileva Umbaca al 53esimo, 57esimo, primo intervento a terra per Giuliani che si sporca i guantoni, ma era tutto fermo in posizione di offside. All'ora di gioco la palla resta in area per Maisano che serve Klopp da buona posizione, però spara altissimo l'attaccante dell'Isola Capo Rizzuto. Dopo 2 minuti di gioco entrano in campo anche Jalò e Colombatti in luogo di Abayan e Frasson. Tocca anche a Iania in luogo di Scrugli al minuto 65, 3 minuti più tardi palla di Crucitti pennellata per la corsa di Jalò, prova il tocco morbido con l'esterno del piede destro, non inquadro specchio e la porta all'81esimo, l'angolo per l'Isola Capo Rizzuto, autorete di Monteiro che insacca e batte Giuliani. Partita virtualmente riaperta, ma a gettare acqua sul timido focolaio crotonese ci pensa 3 minuti più tardi il Sambiase ancora una volta con Iania, abile a sfruttare una giocata errata e la difesa ospite a battere Figo e fare Sambiase 3 Isola Capo Rizzuto 1 nel finale. Standing ovation per Crucitti, al suo posto dentro Alves, non c'è più tempo però al Gianni Renda. Sambiase Isola Capo Rizzuto è già storia e termina per 3-1 in favore della compagine lametina. Un saluto allora amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima. Sambiase che può festeggiare con i propri supporter la nuova vetta della classifica del campione d'eccellenza calabrese.